Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Oggi è una giornata importante per la tragedia di Giulia perché c'è l'interrogatorio di Filippo Turetta in carcere, il secondo interrogatorio questa volta da parte del pubblico ministero e poi è in corso l'autopsia sul corpo di Giulia a Padova. Ci colleghiamo subito in diretta con Chiara Gaiani. A te, Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Francesco Ratai ci troviamo davanti proprio all'Istituto di Medicina Legale dell'azienda Ospedale Università di Padova, dove poco prima delle 10 è iniziata l'autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin. La Procura di Venezia ha affidato l'incarico all'anatomopatologo Guido Viel. Tra l'altro, insomma, fondamentale anche la presenza di un ematologo, Stefano Vanin, perché da questo esame la Procura di Venezia ha bisogno di capire quale sia stata esattamente l'ora della morte di Giulia Cecchettin. Se la studentessa 22enne di Vigonovo sia morta alle 23:40 quando le immagini delle registrate dall'azienda di Fossò hanno registrato i fotogrammi terribili dell'aggressione, o se la sua morte sia avvenuta in seguito. E quindi gli esami che potrebbero essere fatti dall'ematologo in questo senso sono fondamentali. All'interno sono presenti anche i periti di parte, ovvero per la famiglia Cecchettin il triestino Stefano Del Rico, mentre per Filippo Turetta la dottoressa Monica Tucci. Sappiamo dalle dichiarazioni rilasciate alle agenzie dalla dirigente dell'unità operativa di medicina legale dell'ospedale di Padova che sul corpo di Giulia sarà eseguita una TAC. Quindi i tempi di questo esame potrebbero essere lunghi. Sappiamo che questo esame è fondamentale anche per capire poi se la famiglia potrà avere il nulla osta per procedere alla sepoltura di Giulia Cecchettin. Nel frattempo a Verona probabilmente è in corso l'interrogatorio di Filippo Turetta. Sappiamo che è in stato d'arresto nel carcere di Montorio. Intorno alle 10 sono arrivati gli avvocati che lo difendono, in particolare è arrivato Giovanni Caruso. Alle 11 l'ingresso in carcere del pubblico ministero di Venezia che segue l'indagine, Andrea Petroni. Ecco, potrebbe essere il giorno in cui Filippo Turetta, dopo aver scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere e aver rilasciato solo delle dichiarazioni spontanee al GIP in sede di interrogatorio di garanzia, potrebbe essere il giorno in cui rilascerà alcune dichiarazioni al GIP, al PM. Pare insomma che dal carcere trapeli proprio questo, che questo potrebbe essere un giorno fondamentale anche in questo senso. Ovviamente tutte queste cose restano fondamentali, lo dicevo prima, direttore, per capire il giorno esatto dei funerali di Giulia Cecchettin. Ieri c'è stato un incontro a Saonara perché, pur residendo a Vigonovo, Giulia Cecchettin aveva un legame profondo con il comune di Saonara, con la comunità di Saonara, dove frequentava la parrocchia. Nel cimitero di Saonara è sepolta anche la mamma di Giulia, Monica. Qui infatti dopo la celebrazione ufficiale che si terrà in Basilica a Padova, e la data al 99% è martedì 5 aprile, ci sarà proprio un momento di saluto. Allora io, direttore, ti lascerei al servizio che è stato realizzato dalla collega Valentina Visentin proprio con tutti i dettagli sul funerale. Ovviamente una macchina organizzativa imponente quella che si sta preparando per l'addio a questa giovane studentessa che davvero sta lasciando un segno nel cuore di tutti, pronta a riprendere la linea, direttore, in caso ci fossero novità. Martedì 5 dicembre l'addio a Giulia. Per l'ufficialità manca solo il nulla osta della procura, la restituzione della salma ai familiari, una procedura che dovrebbe arrivare in giornata dopo l'autopsia sul corpo della 22enne uccisa da Filippo Turetta l'11 novembre e ritrovata una settimana dopo senza vita nei boschi di Piancavallo vicino al lago di Barcis. La macchina organizzativa però si è già messa in moto, visto che si attendono oltre 10.000 persone per l'ultimo saluto alla giovane. La Basilica di Santa Giustina, dove si celebrerà il funerale pubblico presieduto dal vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, alle 11 del mattino, può contenere circa 4.000 persone, ma saranno allestiti dei maxi schermi all'esterno per consentire a quanti non riusciranno ad entrare in chiesa e sosterranno in Prato della Valle.
E invitiamo tutti davvero a non mancare, a portare il calore e la propria presenza e testimonianza a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, perché lì saranno celebrati i funerali e sarà un modo proprio in un posto adatto e accogliente com'è la Basilica di Santa Giustina e l'area del Prato della Valle, per poter dare tutti insieme l'ultimo saluto a Giulia. Saranno possibili anche modifiche al traffico cittadino e si valuta la sospensione del servizio del tram nel tragitto di Prato della Valle durante la cerimonia. Al termine della funzione religiosa, nel pomeriggio, intorno alle 14:30, invece è previsto un momento di preghiera privato nella chiesa di Saonara, parrocchia a cui la famiglia Cecchettin è legata. Dopodiché Giulia potrà riposare nel cimitero del paese accanto a mamma Monica. Nel giorno delle esequie di Giulia, come annunciato dal presidente Luca Zaia, all'indomani del ritrovamento del corpo della ragazza, sarà lutto regionale. Chiara, torniamo da te perché vorrei capire meglio la data del 5 dicembre, cioè martedì. Ieri era stata data per certa anche da un lancio dell'ANSA. Ci sono invece ancora delle incertezze su questo? L'unica incertezza è legata proprio a quello che sta accadendo alle nostre spalle, direttore, perché per rendere ufficiale al 100%, anche se io stessa ieri ho sentito sia il parroco di Saonara, Don Francesco Monetti, sia la sindaca che si erano appena visti, la sindaca Michela Lazzaro, si erano appena visti con il papà di Giulia, Gino, la data è stata data certa al 99%, quindi intenzione della famiglia è quella di poter dare l'estremo saluto a Giulia martedì 5 dicembre. Ovviamente non è ancora in possesso né della famiglia il nulla osta, che arriverà solo al termine dell'autopsia, e questo ci lascia insomma questo margine dell'1% di incertezza, perché dipenderà ovviamente da che cosa sta accadendo proprio in questi attimi che stiamo vivendo insieme, per capire se saranno necessari ulteriori approfondimenti, ulteriori accertamenti in tal senso. Certo è che prima dell'esecuzione dell'autopsia il PM Petroni in Procura Venezia ieri ha convocato le parti, cioè ha convocato sia i legali della famiglia Cecchettin sia i difensori di Filippo Turetta. Probabilmente, forse anche questo, mi viene da pensare, sarà stato oggetto di confronto, da qui la data del 5 dicembre. Quindi io mi sento ancora di dire che al 99%, quindi con questo 1% di margine di incertezza, la data sarà quella. Ti confermo che la macchina organizzativa è già partita, come hai sentito nel servizio. Tra l'altro questa sera vi faremo sentire anche le dichiarazioni del questore di Padova, che è incaricato della organizzazione di tutto l'evento sul fronte della sicurezza e della gestione dell'ordine pubblico. 10.000 persone, non so, questa è solo una mia sensazione, direttore, che condivido con te, forse è un numero per difetto. Sì, è probabile. Un'ultima cosa, Chiara, l'autopsia dovrebbe accertare l'aggravante della crudeltà, no? Questo è uno degli elementi importanti, oltre che quello della premeditazione. Sì. Certo, assolutamente, direttore, l'aggravante della premeditazione, capire se Filippo Turetta abbia infierito sul corpo di Giulia quando lei era già senza vita, capire anche quanti coltelli, quante lame abbia usato Filippo Turetta, perché non è escluso che ci possa essere anche un secondo coltello. Sappiamo che erano girate insomma alcune indiscrezioni sul fatto che il corpo della povera Giulia avesse subito una ventina di coltellate. Per quanto riguarda gli atti giudiziari, anche questo numero è un numero che resta davvero importante e da stabilire con esattezza. Grazie molte Chiara, grazie a te. Chi c'è con te come tecnico? Con Francesco Ratai. Grazie anche Francesco. Oggi siamo un doppio team. Ratai. Grazie molte, grazie. Continuano intanto a moltiplicarsi a Padova e nell'università frequentata da Giulia le iniziative in suo ricordo, come questa della Biblioteca Beato
Pellegrino, dove sarà il posto 94, sarà sempre occupato per Giulia Cecchettin e tutte le vittime di violenza. Sulla sedia rossa il simbolo dell'iniziativa in memoria delle donne scomparse, sul tavolo un poster rosso con la foto della giovane studentessa e i versi ormai celebri della peruviana Cristina Torres: se domani tocca a me vorrei essere l'ultima. Adesso andiamo in diretta a Mestre, perché un anno fa ci fu la marcia organizzata dal movimento Riprendiamoci la città, una marcia imponente contro il degrado, contro lo spaccio di droga. Sentiamo in diretta Filippo Fois, a te Filippo, con Sandro Ponchio. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Prendiamo la linea da Mestre, da Via Piave. Ci troviamo proprio di fronte a quella che è la sede del gruppo di lavoro di Via Piave. Siamo in compagnia di Vittoria Scarpa, che è di Marghera Libera e Pensante. Proprio un anno fa si formava questo gruppo, che poi ha dato vita a un'enorme manifestazione con migliaia di persone. Un anno dopo come siamo messi? Un anno dopo siamo messi che stiamo cercando di ritrovarci tutti, dopo molte iniziative che sono svolte comunque durante l'arco di tutto l'anno, in un'assemblea cittadina per fare un po' il punto della situazione. Ma che aria tira? L'aria che tira è quella che c'è ancora bisogno di mobilitarsi. Abbiamo sempre scelto 3 assi, che erano quello della sicurezza, quello dei servizi e quello della rigenerazione urbana. Se abbiamo visto nell'anno di quest'anno che una parte di servizi su strada, in particolar modo rivolti alle persone che usano sostanze stupefacenti, qualcosa è stato attivato, e non sufficiente riteniamo, però ne va dato atto. Per quanto riguarda gli altri temi, abbiamo visto delle grandi operazioni di polizia, abbiamo visto un nulla o quasi sul recupero di tutte le zone abbandonate, degli stabili vuoti, delle case pubbliche che sono tuttora chiuse, e riteniamo che le motivazioni per ritrovarsi dopo comunque un anno in cui anche dopo la manifestazione, le cene di quartiere, gli incontri, le iniziative di approfondimento, forse è il momento di ritornare ad aprirsi la città, perché la situazione non è certo risolta. Insomma, c'è molto lavoro ancora da fare. Ci sarà un'assemblea pubblica al Cinema Teatro Kolbe in via Aleardi. La data è quella, la leggo anch'io perché non me la ricordo più. Il 6 dicembre. Alle ore 18. Insomma, c'è ancora molto da fare. Ecco, chiudiamo dicendo che purtroppo ancora c'è parecchia strada davanti a noi. C'è parecchia strada, perché è vero che la sicurezza è un valore che troppo spesso viene collegato solo alle opere di repressione, che nei casi di narcotraffico sono sicuramente importanti, però la sicurezza è anche una percezione, e dai cittadini viene anche richiesta nei termini di vedere dei servizi su strada, nei termini anche di sapere cosa viene fatto, perché molte volte manca anche questo. Alcune cose le abbiamo viste, ma nessuno ci ha comunicato dell'amministrazione cosa stanno facendo, quali sono le idee che hanno. Grazie a Vittoria Scarpa. Direttore, io ti restituirei la linea. Sì, Filippo, volevo solo ricordare la questione del filo spinato, no, di questi sistemi artigianali di difesa da parte di tanti cittadini. Siamo arrivati a questo, no? Ci sono altre iniziative del genere poi ovviamente di cui si parla, che servono molto anche discutere anche a livello Ha fatto molto discutere anche a livello nazionale il fatto che oramai c'è chi sta mettendo il filo spinato davanti al cancello, cioè le iniziative alla fine sono anche singolari, perché la gente non si sente sicura neanche a casa sua. Sì, è vero che in alcuni casi certo non si può negare, fa un po' sorridere questa attitudine della chiusura dei parchi, del togliere le panchine. In tutta Europa si va verso l'aprire i parchi, anzi i parchi senza cancello, i parchi aperti tutta la notte. Qui in Italia, ma mi riferisco soprattutto al nostro territorio, alla nostra città, siamo ancora a togliere le panchine. Se un domani si spaccerà davanti ai pali della luce, togliamo i pali della luce. No, non è solo con il cancello e il filo spinato, ci vuole conoscenza e ci vogliono servizi, attenti anche alle richieste di chi vive in alcune zone più a rischio, che non può essere ignorato o liquidato, ma servono a poco purtroppo. Più si alza un muro, più servirà più alto. Forse è meglio abbatterlo e mettere in campo dei servizi innovativi. Anche perché prima o poi bisogna anche uscire da quel cancello. Grazie di nuovo, a te la linea, direttore. Grazie molte Filippo, ne parlavamo anche ieri sera
a Focus tante iniziative e poi tornando a Giulia, le panchine rosse, le fiaccolate, le manifestazioni, le marce, dopodiché prendono lo stupratore di Caivano, cioè uno dei 2 diciannovenni che hanno stuprato delle bambine, e lo mandano agli arresti domiciliari in Veneto col braccialetto, per cui insomma si rischia di ritrovarsi in circolazione un personaggio che a nostro giudizio doveva essere messo in carcere e tenuto in carcere. No, agli arresti domiciliari perché l'avvocato difensore è riuscito a convincere il GIP, che poi ha sentito che è intervenuto con la procura, insomma siamo veramente alle solite. Vediamo ancora la cronaca nera e qui siamo agli incidenti stradali. C'è stato purtroppo un mortale a Tezze sul Brenta, uno scooter contro un'auto, è morto un 36enne. Ancora sangue sulle strade. A perdere la vita questa mattina, attorno alle 7, un 36enne residente nel Bassanese, di cui non si conoscono ancora le generalità. L'uomo si trovava in sella al suo scooter e stava percorrendo il ponte che collega Friola a Tezze sul Brenta, diretto verso est, quando per cause ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi si è scontrato contro una BMW al cui volante si trovava un uomo che vive nel Padovano, che proveniva dall'opposto senso di marcia. Un impatto tremendo. Il 36enne è stato sbalzato dal motociclo andando a sbattere violentemente il capo a terra, probabilmente sul cordolo del marciapiede che fiancheggia la carreggiata. Nonostante i numerosi tentativi dei sanitari del SUEM 118, per lui non c'è stato nulla da fare. Il ponte è rimasto chiuso per diverse ore per permettere le operazioni di sgombero e messe in sicurezza. In regia per questa edizione di Focus TG, Tony Esposito e Andrea Basso, con l'assistenza di Nadia Brazzo. Andiamo avanti con la cronaca. La scomparsa di un uomo a Martellago, sono giorni e giorni che lo si cerca inutilmente. Chiedo solo che torni a casa. Che torni al più presto, che tutto si risolva per il meglio. E tenete gli occhi aperti, qualsiasi angolo, qualsiasi stradina, qualsiasi cosa, tenete gli occhi aperti. L'appello disperato di Elisa al telefono tra le lacrime è perché il marito 43enne Luca Livieri torni a casa e chiunque dovesse vederlo lo segnali. Sono giorni di angoscia da lunedì pomeriggio, quando non si hanno più avuto notizie di Luca. La mattina è uscito a piedi dalla loro abitazione in via Berna a Martellago. Alle 10 ha incontrato un collega di lavoro della Pometon agli impianti sportivi di Maerne, ma alle 14, quando doveva iniziare il suo turno, non si è presentato. Sono giunte segnalazioni di avvistamenti a Mestre e Mogliano e martedì a Chioggia, ma le verifiche su quest'ultima non hanno dato riscontro. Ore di apprensione per Martellago, stiamo seguendo la vicenda perché Luca oltretutto è un mio coetaneo, lo conosco molto bene perché la figlia frequenta la scuola di mia figlia e quindi ho avuto il modo di conoscerlo anche a fondo. Una persona sempre solare, una persona sempre disponibile, sempre con la battuta, quindi veramente questo allontanamento mi fa strano. Quando è uscito, Livieri, alto 1,90 m, indossava una tuta nera, un piumino blu elettrico con interno arancione, cappuccio mimetico e scarpe da ginnastica. La moglie martedì avrebbe scoperto che negli ultimi 2 mesi ha prelevato dal conto 7.000 euro. Questo farebbe pensare a un allontanamento volontario, forse preso dalla disperazione o per sfuggire a qualcuno. Ma la paura della moglie è che possa aver commesso anche un gesto estremo. Alla figlia, la sera prima di sparire, avrebbe detto: sono stanco, non ce la faccio più. Proprio alla figlia per cui stravede, come racconta il sindaco. Sono parole molto forti quello che Luca ha detto alla figlia e che fanno pensare sicuramente. Io ho avuto l'occasione appunto di incontrare Luca addirittura a Bologna a un concerto per bambini, l'ho incontrato a Padova, ci siamo visti alle varie partite, lui è un grande milanista con la figlia, ci prendevamo in giro perché io sono juventino, lui è milanista, veramente c'era un rapporto normalissimo. Questo fa pensare perché si sia allontanato da casa e soprattutto perché abbia detto quella frase a sua figlia. Le aveva anche comprato un dalmata che sembra aspettare il suo ritorno al cancello di casa. Sul caso stanno indagando i carabinieri dopo che la moglie lunedì pomeriggio si è presentata in caserma spiegando che il 43enne non rispondeva al cellulare, sempre spento, e non fosse andato al lavoro. Servizio di Ilaria Marchiori.
Chiedo scusa, intanto vediamo la prima pagina della Tribuna di Treviso, un altro incidente, un pirata che investe una ciclista e scappa, ricercato dai carabinieri, il mezzo ha urtato una donna di 47 anni di Mignagola di Carbonera buttandola fuori strada, l'autista non si è nemmeno fermato a vedere come stava o a prestare soccorso. Attiene un incidente stradale mortale avvenuto martedì a Sandrigo, dove ha perso la vita un ciclista, è stato denunciato un camionista. Vediamo. I carabinieri della stazione di Sandrigo del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Tiene hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza un cittadino italiano autista di mezzi pesanti alle dipendenze di un'azienda di trasporti. L'uomo è stato indagato in stato di libertà in ordine al sinistro stradale mortale che si è verificato martedì mattina in via Chizzalunga a Sandrigo, che ha visto il coinvolgimento di un ciclista, il 41enne Abu Evans, cittadino nigeriano che successivamente è deceduto all'ospedale di Vicenza. Gli accertamenti eseguiti dai militari dell'Arma, anche mediante l'acquisizione di immagini di videosorveglianza pubblica e privata, hanno consentito di individuare dapprima la targa e successivamente il conducente dell'autotreno che avrebbe cagionato la caduta della bicicletta della vittima, evidenziando dunque elementi probatori a carico dell'indagato che è stato denunciato per i reati di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Saranno ora le indagini coordinate dalla Procura a stabilire dinamiche e responsabilità. Ed è stato arrestato dai carabinieri il responsabile della tentata rapina all'ufficio postale di via Cattaneo del 5 ottobre a Vicenza. Sentiamo Luisa Bertini. I carabinieri di Vicenza hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cinquantenne pluripregiudicato già recluso in carcere. L'uomo è indagato per aver tentato la rapina ai danni dell'ufficio postale di via Cattaneo il 5 ottobre scorso. Quel giorno, evadendo dagli arresti domiciliari, nella tarda mattinata, travisato da mascherina chirurgica e occhiali da sole scuri e con il capo coperto da un cappello, aveva fatto irruzione alle poste urlando "questa è una rapina", per poi minacciare utenti e dipendenti tenendo una mano sotto la pettorina rifrangente che indossava, facendo intuire di essere armato. Attivato l'allarme da parte dei dipendenti dell'ufficio postale, l'uomo era scappato in auto senza riuscire a portare via alcuna somma di denaro, per essere poi rintracciato poco dopo dai carabinieri nei pressi della sua abitazione mentre si stava allontanando. In quella circostanza erano stati trovati anche gli indumenti e gli accessori indossati per commettere il fatto. Il cinquantenne rimarrà quindi in carcere a Vicenza, dove già si trovava a causa dell'evasione dai domiciliari commessa il giorno in cui aveva tentato la rapina. E l'Ater di Padova nella bufera, vediamo il titolo del mattino, impiegato rubò 480.000 euro e si uccise. In 19 rischiano il processo per riciclaggio. Matteo Fontana, ormai scoperto, si gettò sotto un treno. Per 6 anni ha prelevato soldi dai conti dell'ente e nessuno se n'è mai accorto. Ovviamente ci sono 19 persone indagate dalla Procura di Padova. Sentiamo Chiara Gaiani in questo servizio. Una sottrazione lenta e metodica, quella che in 6 anni ha permesso a un quarantenne di Monselice, il colpevole della truffa, e a 19 persone che in vario modo lo hanno aiutato, di sottrarre alle casse dell'Ater di Padova poco più di 480.000 euro. Il responsabile, vistosi scoperto, non ce l'ha fatta e si è tolto la vita lo scorso novembre. Per le altre 19 persone potrebbe a breve profilarsi un rinvio a giudizio con l'accusa di riciclaggio. Il meccanismo di sottrazione dei soldi, versati come rimborsi risultati poi fasulli nei conti correnti dei presunti complici, è venuto alla luce a causa di un errore del quarantenne. Da qui un primo controllo interno dell'ente e la successiva querela del presidente Tiberio Businaro, che ha fatto scattare le indagini della Guardia di Finanza. Si sta parlando molto della violenza e del disagio giovanile in riferimento a quanto è accaduto a Giulia Cecchettin, ma c'è una violenza latente che si vede soprattutto nelle scuole, là dove si vuole intervenire con lezioni di educazione sentimentale. Un caso gravissimo, quello di un insegnante che ha dato una nota negativa a uno studente, è stata accerchiata e minacciata da un gruppo di ragazzi. Sentiamo.
I fatti di Badoere sono gravi, come è grave tutte le volte che accade di insultare, di sentire le offese, le minacce ai danni dei docenti. Il docente è l'istituzione. Non usa mezzi termini l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzà, commentando il grave fatto che è coinvolto un insegnante della scuola media di Badoere. A scatenare la reazione di un gruppetto di giovanissimi la nota messa ad un alunno. Al termine della lezione la docente è stata accerchiata dai ragazzini cappeggiati proprio dal giovane redarguito. Parole gravi come "non ti devi più permettere, altrimenti te la faremo pagare". Mettiamoci in testa, lo dico anche ai genitori e agli educatori, che noi non possiamo accettare che i ragazzi facciano atti di ribellione, non vi è alcuna ragione. E quello che è accaduto a questi insegnanti, non entro nel merito, non conosco le ragioni, non ve ne sono quando si aggredisce una persona, mai, meno che mai quando questo è un docente. La solidarietà dell'assessore Donazzà e della regione all'insegnante vittima di questa aggressione. Per ora non sono state presentate querele alle forze dell'ordine, ma sia l'amministrazione comunale di Morgano sia la scuola vogliono andare in fondo a questa vicenda. Interroghiamoci ancora una volta sul modello educativo che stiamo offrendo. Peraltro, no alle sospensioni, devono venire a scuola a fare lavori socialmente utili davanti ai loro colleghi studenti, perché chi sbaglia deve pagare. E ci sono moltissimi furti di bicicletta, avrete sentito il colpo messo a segno, l'ennesimo colpo alla Pinarello di Viale della Repubblica a Treviso, e qui invece si tratta di appunto, per un furto di bicicletta è stato arrestato un quindicenne kosovaro, è stato fermato da una volante della polizia in sella ad una bici risultata rubata ed era già stato denunciato in passato per lo stesso reato. Vediamo. Stava transitando nei pressi dell'autostazione Mom quando è stato notato da una volante della polizia. Il giovanissimo, 15 anni di origini kosovare, era in sella ad una bicicletta. Il ragazzino è stato fermato per un controllo e la due ruote da donna è risultata avere un valore di 2.500 euro, ma soprattutto era stata rubata da un garage condominiale i primi giorni di novembre. Il minorenne ha prima tentato una giustificazione dicendo che la bicicletta gli era stata prestata, un'affermazione che però non ha trovato alcun riscontro, così il quindicenne è stato denunciato per ricettazione. La bici è stata invece restituita alla proprietaria, che è rimasta sorpresa e felice di averla ritrovata. Fra l'altro il quindicenne era stato fermato sempre per un controllo in piazza Martiri di Belfiore. Faceva parte di un gruppetto di ragazzini che stavano disturbando tanto che i cittadini avevano allertato la polizia. In quell'occasione era stata trovata addosso ad un minorenne una pistola a giocattolo. Raffica di furti nel Vicentino, ci sono raffiche di furti in tutte le province. Gli ultimi messi a segno nel Vicentino è stata svuotata addirittura la casa del sindaco di Valliona, anche i sindaci non si sottraggono ai ladri, dopo che nei giorni scorsi era stata colpita l'abitazione del sindaco di Noventa Vicentina, Mattia Veronese. Sentiamo Carlo Alberto Inghilleri. Attenti ai ladri, raffica di furti nel Basso Vicentino. L'ultima vittima è il sindaco di Valliona, Maurizio Fipponi. Anch'io sono stato vittima di questa ennesima ondata di furti periodica, un po' come l'influenza, che si presenta ogni tanto qui non solo in Valliona ma in tutto il nostro territorio. A commettere le scorrerie sarebbero delle bande che s'aggirano tra i quartieri residenziali nei paesi dell'area berica. Come tutti quelli che hanno vissuto questa esperienza sanno che non è il valore di ciò che viene sottratto, che è molto poco, quasi nulla, ma ciò che fa la differenza è il fatto che ci si trova violati nella propria casa e quindi nel proprio mondo. Violati, sì. Questa è una casa svaligiata dal bettone. I proprietari l'hanno trovata così, tutto sottosopra, i mobili svuotati per terra. Purtroppo in questi giorni c'è stata un'escalation, diciamo, di furti o quantomeno di segnalazioni di furti. E dopo il sindaco di Noventa Vicentina è stata la volta del sindaco di Valliona e purtroppo in questa notte è successo anche ad una famiglia di Albettone, dove ci ha colpiti, diciamo, la modalità con cui è avvenuta, nel senso che hanno veramente messo sottosopra un'intera abitazione. E quindi il nostro appello è quello di non abbassare la guardia
E cerchiamo anche di aiutare le forze dell'ordine. Aiutare le forze dell'ordine, innanzitutto denunciando. E proprio grazie alla prontezza con cui ha avvertito i carabinieri, il sindaco di Noventa Vicentina, che ha subito un furto in casa pochi giorni fa, ha ritrovato alcuni fucili da caccia che gli erano stati rubati. I ladri cercavano nella cassaforte chissà quali tesori, in realtà erano solamente 3 fucili da caccia che sono stati recuperati e abbandonati lungo una stradina di campagna tra Montagnana e Casale. Questo sta a significare che è importante denunciare. Più di tanto non possiamo fare se non stare molto attenti in queste ore, controllare se vediamo movimenti sospetti, segnalarli al 112. Non possiamo più, ogni volta che si avvicinano le festività natalizie, sopportare queste scorribande nel nostro territorio. Gio Formaggio da sempre in guerra con i ladri e delinquenti, come avvenne anche ai tempi in cui era sindaco di Albettone, fece una battaglia contro un campo nomadi che lo portò a un processo per istigazione dell'odio razziale. Vediamo la prima pagina della Nuova di Venezia, il giallo dell'uomo che scappa con Marconi. Marconi è il trasportatore, lo vedete di schiena qui con la felpa bianca, che ha ucciso qualche giorno fa in un bar del centro storico di Venezia un immigrato clandestino. Qui stava scappando in queste immagini, si vede che ha ancora il fucile a canne mozze in un sacchetto e davanti a lui c'era un uomo che lo precedeva e quindi c'è il giallo, ci si chiede chi fosse, se un complice o qualcuno che Marconi stava a sua volta inseguendo. Vediamo altri titoli dalla Nuova. A Jesolo la guerra delle spiagge, Martin Federconsorzi esca da Union Mare, chiude a Venezia la fattina dei gelati, affitto insostenibile, albanesi e kosovari tentano di issare la loro bandiera sul pennone del tricolore. Vediamo meglio questa notizia, se riusciamo a vederla meglio. Eccola qua, i residenti chiamano i carabinieri in piena notte a Porto Gruaro, il gruppo ha invaso in auto la zona vietata al traffico e manomesso l'asta monumentale, qui vedete anche c'è una foto. Torniamo nel Padovano perché noi cerchiamo di dare conto di tutto quello che succede nella regione, nelle varie province, momenti di paura, stamattina in un'officina di Stanghella per la perdita di gas del serbatoio di un camion. Mancavano pochi minuti alle 11 quando, all'interno di un'officina a Stanghella, in provincia di Padova, durante i lavori di manutenzione su un camion, dal serbatoio del mezzo è uscito del gas. La fuga ha provocato una fiammata che fortunatamente non ha causato alcun danno alle persone. Immediato però l'allarme al 115. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Este con il supporto da Mestre del nucleo regionale NBCR che ha messo in sicurezza l'area. Successivamente il personale specializzato ha svuotato tutto il serbatoio bruciando il gas. Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dell'officina sono terminate nel primo pomeriggio. Servizio di Francesco Rattai, vediamo dal Corriere delle Alpi una notizia di cui si sta parlando molto, Luxottica, nuovo integrativo con settimana di 4 giorni e 1550 interinali stabilizzati. Firmato oggi ad Agordo l'accordo che riguarda tutti i lavoratori degli stabilimenti di Agordo, Serico, Cencenighe, Lauriano, Pederobba e Rovereto. Se ne parla molto perché è una svolta nei rapporti tra imprese e sindacati con 4 giorni soltanto lavorati alla settimana. Il Covid sta rialzando la cresta, è un Covid ovviamente meno dannoso e letale di quello che abbiamo visto negli ultimi anni, che ha portato una vaccinazione di massa, ma rimane il Covid sempre in circolazione e ci sono tanti contagiati e quindi si
si sta parlando della possibilità di riaprire i reparti negli ospedali del Veneto. Sentiamo il direttore della USL Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Siamo a 168 ricoveri Covid, di cui oltre 70 a Treviso. Abbiamo 3 persone in terapia intensiva e abbiamo 8 persone in semi-intensiva. Quindi diciamo che sta un po' aumentando e questo porta ovviamente a dover cominciare a ragionare come riorganizzare l'ospedale se questa situazione va avanti. Il Covid rialza la testa e, quel che è più preoccupante, i contagiati tornano a riempire gli ospedali. Nella Marca l'ULSS 2 è già pronta ad una riorganizzazione dei reparti, soprattutto quelli come l'area medica, che stanno andando in sofferenza. Noi ci auguriamo che la gente si vaccini per il Covid, perché questo ci aiuta a evitare di avere l'area medica purtroppo che ha dei problemi legati ovviamente al fatto di isolare i pazienti. Non c'è ancora allarme, ma, continua il direttore generale, il problema c'è e va affrontato. Va affrontato vaccinando, perché è l'unica strada, mi dispiace per i Novax, ma questa è l'unica strada per poter dare delle risposte ed evitare che le persone arrivino con situazioni ovviamente difficili dal punto di vista respiratorio all'interno delle aree mediche. L'appello è rivolto soprattutto agli anziani e alle persone fragili, ma da oggi la Regione Veneto ha aperto alla popolazione generale il vaccino anti-Covid che può essere somministrato anche assieme all'anti-influenzale. Noi apriremo qua a giorni ulteriori vaccinazioni, dando proprio numeri importanti. Adesso speriamo che la gente arrivi. E soprattutto per proteggere i fragili ricompare anche il consiglio ad utilizzare le mascherine, oltre che nelle strutture sanitarie, anche nelle situazioni di maggior affollamento al chiuso. La mascherina all'interno dei presidi ospedalieri, delle RSA, di luoghi chiusi è chiaro che ci deve essere. E se qualcuno va al cinema, se ritiene di proteggersi, forse è il caso che utilizzi la mascherina. E anche il professor Andrea Crisanti ha il Covid e ha attaccato il ministro della Salute perché ha scoraggiato le vaccinazioni. Sentiamo. Alla fine anche io sono risultato positivo al Covid. Grazie a tutte le vaccinazioni fatte la sintomatologia è lieve. A scrivere queste parole è Andrea Crisanti, il microbiologo, ex direttore della microbiologia di Padova e all'inizio della pandemia uomo simbolo della lotta al Covid con il suo studio sulla popolazione di Vo che nei giorni della zona rossa venne sottoposta a tamponi per capire la trasmissione del virus. Oggi Crisanti, senatore PD, coglie l'occasione della sua positività al Covid per ribadire la necessità di vaccinarsi per evitare le conseguenze più gravi del virus, soprattutto per le categorie più fragili. Crisanti nel suo post sui social network però non risparmia un attacco al governo e in particolare al ministro della Salute, colpevole a suo dire di aver contribuito con polemiche e mancata informazione a scoraggiare la vaccinazione. Oggi, dice il professor Crisanti, solo il 5% della popolazione anziana e fragile è vaccinata contro il Covid e anche le vaccinazioni come quella influenzale sono diminuite. E oggi il ministro della Difesa Crosetto, che ha attaccato la magistratura, ha parlato di complotti da parte di una parte dei giudici, è in Parlamento per rispondere alle interrogazioni. Vediamo la diretta di quanto sta avvenendo. Vediamo. Onorevole Matone. Passiamo all'interpellanza urgente numero 2282, presentata dai deputati Vaccari ed altri, che ha ad oggetto iniziative urgenti volte ad evitare la chiusura dell'azienda di biotecnologia Holostem Terapia Avanzata SRL. Chiedo al deputato Vaccari se intende illustrare la sua... No, allora era finita la parte delle risposte dell'onorevole, del ministro Crosetto, il ministro della Difesa. Prima l'ultimo intervento era stato quello della parlamentare della Lega, l'avvocato Mattone. Adesso andiamo visto che stiamo parlando di politica, andiamo sul raduno delle destre che è stato organizzato da Matteo Salvini a Firenze. Non ci sarà Marine Le Pen, nemmeno il vincitore delle elezioni in Olanda, che appartiene all'estrema destra, però Salvini comunque chiamerà a rapporto tutti coloro che della destra fanno parte nel resto dell'Europa. Vediamo.
Da tutti viene visto come l'inizio della campagna elettorale per le europee. L'evento in programma domenica 3 dicembre a Firenze riunirà le cosiddette destre, posizioni anti-migranti, anti-aborto, Novax, eccetera, schierate, ma senza esagerare, per mantenere aperta la porta all'Europa. Marine Le Pen forse non ci sarà, il vice premier Matteo Salvini sì. E i leghisti veneti cosa faranno? Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana e componente del direttivo regionale della Liga, ha già acquistato il biglietto del treno e ci sarà. Perché me lo chiede il partito, prima di tutto, e poi perché finalmente parte la campagna elettorale per le europee e quindi avendo anche un ruolo dirigenziale nel partito a livello nazionale è giusto che almeno noi e i rappresentanti istituzionali siano presenti. E sulla possibile convivenza sul palco con gli esponenti del Fronte Nazionale di Le Pen, che sarà probabilmente in collegamento da casa, per Bano non è un problema. Due cose, siamo due mondi differenti, però condividiamo alcune battaglie, è sempre stato, sono anni che condividiamo con loro queste battaglie per cambiare l'Europa. Infine anche il leghista sa che quello di domenica sarà un primo confronto con Fratelli d'Italia. Le tensioni non mancano, ma lui getta acqua sul fuoco. Ci peseremo in maniera leale e trasparente, dopo c'è una competizione naturalmente che andrà a ridisegnare anche non solo la nuova Europa, ma soprattutto anche il nuovo Presidente della Regione. Più incerto invece l'assessore Roberto Marcato. Su questo tema non rilascio dichiarazioni, ci ha detto. In questo momento non so ancora se andrò o meno a Firenze domenica. Andiamo a Trieste perché a Monfalcone sono state inviate al centro islamico delle pagine bruciate del Corano. Sentiamo i nostri colleghi di Tele4. Sentiamo. Un fatto grave e preoccupante, così Buconate, presidente onorario del Centro Culturale Islamico Darussalam di Monfalcone, che ieri ha ricevuto la lettera di minaccia, una busta anonima con all'interno 2 pagine del Corano strappate e bruciate. Le pagine sono state portate al commissariato di polizia per la denuncia contro ignoti. Secondo Conate, già assessore ai lavori pubblici del comune di Monfalcone, il gesto è frutto di un brutto clima in città, reso ancor più teso dal recente provvedimento amministrativo del sindaco Cisini, che vieta le preghiere collettive nel suo e in un altro centro culturale islamico cittadino. Noi abbiamo cercato per tutti questi mesi di non rispondere al sindaco di quelle cose che sta dicendo che crea solo problemi tra le comunità in generale, tra quelli che sono i nuovi cittadini e i cittadini autoctoni. Parlando di islamizzazione che solo lei vede, sono quelle cose che hanno creato questa situazione un po' di tensione e arriviamo a ricevere questo tipo di minaccia. Se non smetta ci saranno altri tipi così. Contestato dal presidente del Darussalam e dall'imam dell'altro centro di via Don Fanin, Mizanur Rahman, il provvedimento del sindaco che vieta nelle 2 sedi il raccoglimento collettivo in preghiera della comunità islamica a Monfalcone. L'ordinanza sarà impugnata davanti al TAR, poiché non è vero, spiega Conate, che nei centri si attua prevalentemente la preghiera. È un centro, sono centri culturali, preciso, non sono moschee, sono centri culturali. L'attività principale non è la preghiera, come è stato rilevato dall'ordinanza, perché dice che facciamo prevalentemente attività di culto, non lo è. Il culto che facciamo, le preghiere che facciamo sono 5 minuti 5 volte al giorno, per cui sono 25 minuti, vedete voi, se 25 minuti sono prevalenti su tutte le attività che vengono fatte nella giornata. Servizio di Laura Buccarella della nostra redazione di Trieste. Provvidenziale è stato l'intervento dei Vigili del Fuoco, torniamo in Veneto, nel Padovano, a Conselve per un incendio che ha distrutto un garage in via Fossalta. Nessuna persona è stata coinvolta. L'arrivo dei pompieri da Piove di Sacco ha impedito che le fiamme si estendessero ad un edificio vicino. Le cause del rogo sono in corso di accertamento, potrebbe essere stato un cortocircuito. È stato un giovedì da incubo ieri per i pendolari dell'Alta Padovana durante lo sciopero di 8 ore dalle 9 alle 17 proclamato dai dipendenti di Trenitalia.
Il Buongiorno giovedì si era già visto dal mattino con il ritardo di 30 minuti del convoglio in arrivo da Bassano e diretto a Padova per problemi ai binari subito dopo Cittadella e conseguenti disagi su tutta la tratta. Giornata da incubo per i pendolari dell'Alta Padovana a causa dello sciopero proclamato dai sindacati dalle 9 alle 17, indetto a seguito dell'incidente in Calabria, dove un treno regionale ha travolto un camion ad un passaggio a livello, provocando la morte di 2 persone, la capotreno e l'autista del camion. Nel pomeriggio problemi si sono aggiunti per un incidente accaduto lungo la Valsugana a San Giorgio in Bosco, che hanno causato forti ritardi anche a chi si muove con le corriere tra Padova e Bassano. Allora, abbiamo visto i disagi dei pendolari, vediamo adesso il futuro dell'Electrolux, importante azienda con stabilimenti a Susegana e a Porcia. Si preannuncia un futuro piuttosto difficoltoso perché Augustin Breda della RSO ha annunciato che l'azienda vuole procedere con dei grossi tagli. Sentiamo. Oltre al taglio di 3.000 dipendenti, di cui una parte sarà sicuramente in Italia, di diretti e indiretti, vuol dire impiegati prevalentemente e operai per come l'hanno spesa, oltre a questo chiedono anche maggiori flessibilità e interventi sugli orari di lavoro. Era stato annunciato come un incontro con un ordine del giorno da far tremare i polsi e gli esiti si sono rivelati tali. La direzione di Gruppo Electrolux ha incontrato le segreterie nazionali di FIM, FIOM e WILM e una delegazione di rappresentanti dei lavoratori di tutti gli stabilimenti d'Italia. Sul tavolo le decisioni dell'azienda a seguito dell'andamento delle vendite e delle produzioni in calo rispetto alle previsioni. L'azienda non ha dato i numeri né per l'Italia e quindi tantomeno neanche per i singoli stabilimenti, ma ha annunciato che il taglio di costi che vorrebbe raggiungere nell'arco, non si è capito se di 2 o 3 anni, sarebbe di 800 milioni di euro. Per il 2024 è previsto un calo sulla produzione di frigoriferi, 608.000 a fronte dei 750.000 annunciati, un dato deludente che preoccupa i sindacati che chiedono certezze all'azienda. Dalle questioni di Solaro sui nuovi investimenti e le nuove linee al mancato inserimento dei cadenziatori all'Electro di Susegana, le lamentele di Forlì sulle malattie professionali, ma sono temi in verità che trasversalmente toccano tutti gli stabilimenti. E per avere certezza delle misure per i singoli stabilimenti, compreso quello di Susegana, si dovrà quindi aspettare il 18 gennaio 2024, quando sarà previsto il prossimo incontro. E sul fronte degli scioperi se ne prevedono altri nel settore dei trasporti. Matteo Salvini ha ribadito che procederà con le precettazioni. Sentiamo. Io garantisco il diritto allo sciopero, che è sacrosanto, ma senza bloccare un intero paese, quindi uno sciopero di 4 ore ci sta, perché chi ha delle rivendicazioni le può portare avanti, però i 20 milioni di italiani che ogni giorno prendono i mezzi pubblici possono andare a lavorare, a studiare o dal medico. Quindi blocchi di intere giornate, di intere nottate dell'intero paese da parte di una minoranza non sono accettabili. Arrivano i ministri in Veneto anche per fare campagna elettorale in vista delle europee e delle regionali. Domani ci sarà, anzi già stasera c'è in Veneto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Oggi è arrivato a Susegana il ministro dell'agricoltura Lollobrigida. Sentiamo cosa ha detto a Lucio Zanato. Una visita al Cerleto, un'istituzione in questo territorio. Sì, un'istituzione straordinaria con un corpo docente, studenti dalla grande passione, che ti permette anche in una visita breve di approfondire figure straordinarie come Cerletti stesso, che disegna l'intimo rapporto tra la medicina e la produzione di vino. È stato direttore di quella scuola prima che divenisse intitolata, o Luigi Manzoni, che attraverso il meccanismo dell'ibridazione è riuscito a rafforzare come noi dobbiamo continuare
continuare a fare i cultivar e permettere di avere piante più resistenti alle fitopatologie. Credo di aver compiuto un atto dovuto, che è quello che mi vede così legato agli istituti agrari in particolare come luogo nel quale si formano le generazioni future. Legame tra passato, tra storia della nostra qualità e futuro passa attraverso le nostre scuole. Ecco, la notizia di oggi parla del Mattarella che non firma per la carne sintetica e rimanda tutto l'Unione Europea a voce di Repubblica. Ma io leggo poco Repubblica perché ogni tanto dice cose che non sono vere. Vediamo in queste ore se quello che ha detto è vero oppure ha ragione nel quadro istituzionale chi pensa che questa legge verrà promulgata. Il futuro delle denominazioni delle DOC, quale può essere in particolare del Prosecco, del sistema Prosecco? Fondamentale riuscire a difendere le denominazioni e difendere le indicazioni geografiche perché raccontano attraverso un'etichettatura e un protocollo quello che è il rapporto corretto tra un sistema di produzione di qualità e il prodotto finale, per dare la possibilità alle persone che consumano di comprendere che cosa stanno acquisendo in maniera chiara e non solo in Italia ma anche all'estero. Quello che dobbiamo fare dipende da noi. Il futuro sarà quanto il sistema Italia, ma non solo il sistema Italia, l'Unione Europea, tutte le nazioni che hanno avuto attenzione alla loro storia e alla qualità sappiano difendere un modello di scelta che non sia basata sul prezzo e basta, che non sia basata sul prodotto come carburante, ma che sia basata su un elemento eccezionale che fa parte della nostra cultura e della nostra alimentazione, che è la qualità, ma che può e deve diventare patrimonio collettivo dell'umanità. 50 milioni di etichette da buttare per l'etichettatura della... No, ci stiamo lavorando e speriamo di riuscire a convincere sulla vicenda dell'8 dicembre, a convincere l'Europa a non modificare quello che era il ragionamento fatto con l'inserimento del codice QR che evitava alle aziende un sovraccarico di costi, e poi anche con provvedimenti che stiamo studiando insieme all'Ispettorato del Controllo Qualità e Repressione Frodi per agevolare le più piccole imprese che hanno difficoltà a garantire un processo di costruzione dei dati per l'onere del quale si debbono sobbarcare e che vorremmo contribuire invece ad alleviare. Ministro Lollobrigida al centro della bufera nei giorni scorsi per la questione del Frecciarossa che ha fermato a Ciampino e da cui è sceso per raggiungere in tempo Caivano. Probabilmente Lucio Zanato gli farà una domanda su questo. Intanto, come vi dicevo prima, la Luxottica, una svolta sindacale importante. Per 20 settimane l'anno i dipendenti degli stabilimenti Luxottica lavoreranno 4 giorni, restando liberi da venerdì a domenica, mentre per tutte le altre settimane si manterranno i 5 giorni lavorativi. L'accordo sperimentale sottoscritto da Filtem, CGIL, CISL e UIL e le RSU nell'ambito del nuovo contratto integrativo aziendale. Coinvolge tutti i lavoratori degli stabilimenti di Agordo, Sedigo, Cencenighe, Agordino, Pederobba, Lauriano a Torino, Rovereto nel Trentino per circa 20.000 dipendenti. Questo a parità di salario. La sperimentazione sarà avviata su base volontaria in alcuni reparti e costantemente monitorata. Quindi è un esperimento importante che potrebbe anche segnare un confine tra orari di lavoro solitamente attuati e una nuova impostazione dell'attività nelle aziende. Vediamo adesso i vigili del fuoco. L'organico è carente, la manutenzione scarseggia, non abbiamo le indennità lagunari. La CISL di Venezia chiede al Dipartimento Generale di Roma dei Vigili del Fuoco maggiori attenzioni per tutto il territorio veneziano. Sentiamo Nicola Marcato. Abbiamo un meno 65 unità come personale qualificato, capisquadra, capireparto, e un meno 40-45 unità come vigili del fuoco.
Dalle mancate indennità alla scarsa manutenzione delle strutture, dalla carenza di personale a quella dei mezzi, la Federazione Nazionale per la Sicurezza della CISL di Venezia mette nero su bianco i diversi problemi nelle caserme dei Vigili del Fuoco della provincia, a partire dal numero del personale impiegato, diminuito sempre di più. Il soccorso tecnico urgente non è garantito. Chiediamo certamente a Roma, al Dipartimento, di aiutarci in questa situazione di grave difficoltà, sia come personale sia come mezzi. Nella provincia veneziana gli interventi sia terrestri che in acqua sono complessi, con edifici storici e difficoltà di spostamento in un territorio vasto. Non mancano i problemi negli edifici delle sedi, con lavori di manutenzione da eseguire. Abbiamo sedi datate, oramai le sedi hanno 40-45 anni, sono pochissime le sedi che hanno recenti. Possiamo e dobbiamo fare di più per la cittadinanza di Venezia e per la cittadinanza di Mestre, di Marghera e di tutto il territorio veneziano della città metropolitana di Venezia. Riduzione di presidi e dirigenti scolastici, c'è uno scontro in regione tra il Partito Democratico e l'assessore al lavoro e all'istruzione Elena Donazzan. Sentiamo. La riduzione di 32 autonomie nel Veneto non è poco. Questo significa diminuire in prospettiva il numero di docenti, il numero di dirigenti, quindi l'organizzazione scolastica e quindi la rete scolastica e quindi diminuire l'offerta formativa. Il segretario regionale del PD Andrea Martella bolla come un errore il nuovo dimensionamento della rete scolastica deliberato dalla Giunta di Palazzo Balbi per il 2024-2025. 560 le cosiddette autonomie, in sostanza presidi e dirigenti, a fronte delle 592 figure attuali, e negli anni successivi la riduzione proseguirà. Per l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan non una penalizzazione ma un efficientamento dell'offerta formativa, grazie a un lavoro partito da lontano di aggregazioni da una parte e tutela delle realtà più isolate dall'altra. Il dimensionamento quest'anno è rigoroso, è più rigoroso perché deriva da un obbligo del PNRR. Però che cosa ha ottenuto il Veneto? Di avere in parte la capacità di essere autonomo, cioè di decidere dove e come. Non per numero di studenti, minimo o massimo, ma con una questione legata a un equilibrio territoriale. Garanzie che non bastano al Partito Democratico, con il segretario Martella convinto che il rischio concreto sia quello di diminuire l'offerta formativa lì dove ce n'è più bisogno. Diminuirla soprattutto nei luoghi, nelle aree di montagna, laddove c'è il rischio di far venire meno un servizio fondamentale come è quello scolastico. Per cui anche chiamare in causa il PNRR per dire che questa riforma è stata fatta perché il PNRR è abbastanza debole come ragionamento. Il PNRR dice che va aumentata l'offerta scolastica, non diminuita, e questo è un percorso di risparmio che questo governo sta facendo e che io penso finirà ad avere un effetto negativo sul Veneto. Per Donazzan invece una scelta precisa e di autonomia. Abbiamo detto al governo e al ministero: non fateci chiudere le scuole restano aperte, anche se in un territorio ci dovesse essere la richiesta di una pluriclasse di soli 5 bambini, noi siamo per difenderla, e allora dobbiamo razionalizzare nei presidi, nei dirigenti scolastici. È stato un dimensionamento che è equilibrato perché noi i compiti li avevamo fatti ancora nel 2010-2011. Conferenza stampa a Bassano del Grappa del Comune che annuncia un piano triennale per i lavori pubblici. Sentiamo subito Sharon Di Carlo insieme all'operatore Renzo Rigona. A te Sharon. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Lo ha detto lei, e si è appena conclusa questa conferenza per appunto la presentazione del programma triennale dei lavori pubblici. Sono in compagnia del vice sindaco Andrea Zonta. Buongiorno. Buongiorno a voi. Vogliamo fare un po' il bilancio di questa conferenza. Quali sono i punti più importanti presentati?
Beh, diciamo, ci sono dei lavori innanzitutto che vanno a migliorare alcune zone della città e altri che invece sono come sempre in prospettiva. Per quanto riguarda il 2024, con 17 milioni di euro stanziati, gli interventi principali sono la continuazione della sistemazione del Ponte della Vittoria, che vale 2 milioni e 100 mila euro, pertanto la sistemazione della parte sottostante all'impalcato. E specifichiamolo, il ponte non verrà più chiuso? Non verrà più chiuso perché i lavori vengono fatti dal Greto del Fiume. Poi abbiamo un importante intervento finalmente di sistemazione della palazzina fronte Viale delle Fosse dell'ex ospedale. Questo ha un valore di 2 milioni e 300 mila euro in cofinanziamento con Veneto Lavoro per 1 milione e 4, e questa servirà proprio a Uffici Veneto Lavoro. Poi un'importante sistemazione dell'area Fincato, dove oltre a quello che stiamo già facendo per la protezione civile ci saranno degli alloggi per disabilità e anche un punto per Emporio Solidale, sempre che va a risolvere un problema sociale, e questo crea un'area, voglio dire, che tra protezione civile e sociale va comunque a riqualificarsi e finalmente ad essere vissuta. Ma in tutto, in questi 3 anni, quanti soldi sono stati posti sul tavolo, diciamo? Beh, in tutto sono stati posti 56 milioni di euro, anche perché ci sono alcune partite importanti che sono soprattutto la Mazzini e il Teatro Cittadino, che sono stati volutamente posticipati agli anni successivi, perché il 24 e parte del 25 serviranno soprattutto per le progettazioni, vista l'importanza delle opere, ma anche le autorizzazioni che bisogna ricevere sia da Vigili del Fuoco che Soprintendenza, e dopodiché si mettono a disposizione i denari per poterle fare. Questo ci permetterà anche di poter attingere a dei fondi, a progetti magari fatti e non su carta e su parole. L'ha detto lei, quindi teatro e scuola Mazzini, temi molto caldi, rimane un po' il punto di domanda, quindi? Beh, rimane un punto di domanda sul quale però questa amministrazione ha già fatto dei passi avanti in entrambi i casi. Dal punto di vista del teatro è la prima amministrazione che ha già predisposto degli atti pubblici in favore del teatro, ciò che prima non era mai stato fatto, perché purtroppo, per fortuna, le amministrazioni pubbliche funzionano per atti e non per parole. Domanda un po' così fuori tema, siamo in clima di campagna elettorale, questa conferenza profuma un po' di... Ma guardi, non direi, perché se avessimo voluto guardare alla campagna elettorale probabilmente si sarebbe spinto molto di più su certi aspetti. Abbiamo preferito come sempre essere realisti. Quello che abbiamo previsto per il 2024 è possibile farlo nel 2024, il resto si farà più avanti, ma con un impegno a poter portare avanti quei problemi che la città vuole vedere risolti. Grazie al vice sindaco Andrea Zonta. Grazie a voi. Direttore dell'Istituto Scuola Linea, grazie. Grazie molte, grazie Sharon e al vice sindaco. Andiamo in pubblicità 2 minuti e torniamo subito in diretta con Focus TG. State con noi, grazie. Nuovo in diretta, abbiamo usato una metafora calcistica per raccontare lo scontro tra Vicenza e Bassano sulla cittadella giudiziaria che non è stata ancora aperta e che è costata 12 milioni di euro. Il Comune di Vicenza, abbiamo parlato di un derby tra Vicenza e Bassano perché il Comune di Vicenza ha messo il bastone tra le ruote al nuovo Tribunale della Pedemontana temendo un'emorragia di giudici e di tecnici. Sentiamo il servizio della nostra redazione bassanese. Tribunale della Pedemontana, il bollettino odierno parte da Vicenza, più precisamente da quello che il Comitato per una giustizia di qualità a Vicenza ha scritto in un comunicato per rispondere alla dura presa di posizione dei sindaci che vogliono l'apertura del Palazzo di Giustizia. Ebbene, da Vicenza commentano la levata di scudi dei primi cittadini del Bassanese come un atteggiamento sgrammaticato dal punto di vista istituzionale e offensivo nei confronti dei consiglieri comunali di Vicenza. Sgrammaticato? Beh, se la questione viene messa su questo piano, quello della sintassi, quello del significato delle parole, allora forse da Vicenza dovrebbero analizzare grammaticalmente e ricordarsi queste parole. Laddove si dovesse arrivare a una riapertura
di 1, 2, 3, 4 di queste strutture a suo tempo soppresse, questo non avverrebbe mai, e sottolineo mai, a discapito degli uffici vicini. E a proposito di parole che hanno un peso specifico, ecco quelle del sindaco di Cartigliano Germano Rachella, che non usa mezzi termini e rilancia una proposta. Torniamo a questo punto a parlare di provincia di Bassano del Grappa. Se dobbiamo sottostare a degli favoritismi nei confronti di un territorio o l'altro, a questo punto abbiamo anche adesso la superstrada pedemontana, perché no? Ritorniamo a parlare di provincia di Bassano del Grappa. Rachella molto critico nei confronti di quanto sta accadendo a Vicenza, al punto da usare il termine sceneggiata. In Consiglio Comunale, che l'ho seguito da remoto, ho visto una sceneggiata e i vicentini non vogliono la riapertura del Tribunale della Pedemontana. Dunque nel muro contro muro il bassanese alza la voce e l'idea di Bassano provincia trova sostegno di tanti altri sindaci. Ammetto che è un sogno che secondo me non deve più rimanere sogno. C'è una tornata di elezioni amministrative nel prossimo giugno ed è il momento giusto per partire anche nuovamente con questo sogno. Fondamentalmente quello che stiamo vedendo in questi giorni è il fatto che il territorio bassanese è sempre il fratello minore della provincia di Vicenza, ricordando ai nostri colleghi della provincia di Vicenza che poi l'anno prossimo ci saranno le elezioni provinciali, ci sarà la Dunata, ci saranno tante manifestazioni che a livello provinciale hanno bisogno di condivisione. È polemica a Treviso tra il sindaco Mario Conte e l'Ater sul versante degli sfratti. Sentiamo subito Edi Kaliman con il primo cittadino. A te la linea, Edi. Esatto, direttore, buongiorno. Siamo in compagnia del sindaco di Treviso Mario Conte. Ieri tardo pomeriggio, consiglio comunale, temi caldi, le case popolari, uno sfratto, una mamma con 4 bambini. Cos'è successo, sindaco? Innanzitutto è successo che abbiamo trovato la soluzione a un problema legato ad uno sfratto, tant'è che quella famiglia, quella donna con i 4 figli, dalla sera stessa è andata temporaneamente in una struttura alberghiera e tra qualche giorno gli consegneremo una nuova casa. È successo che a fronte di un debito accumulato Ater ha seguito ovviamente in modo assolutamente scrupoloso le regole ed è stata sfrattata. Le modalità francamente mi lasciano un po' perplesso, perché cambiare il cilindro il venerdì pomeriggio e al rientro della mamma trovare la porta chiusa con tutto l'abbigliamento, le proprie cose all'interno dell'abitazione e non poter più entrare, francamente mi ha fatto anche sinceramente un po' arrabbiare. Comunque c'è stata una risposta di comunità, ringrazio anche il quartiere che si è subito messo in movimento per aiutare questa famiglia e come servizi sociali siamo riusciti a far fronte a questo problema, che abbiamo trovato una soluzione, però dico ogni giorno dobbiamo affrontare situazioni analoghe, perché oggi parliamo di uno sfratto di Ater, però ci dimentichiamo che tutto il mondo dei privati ogni giorno manda avanti degli sfratti e coloro che ricevono l'avviso di sfratto il giorno dopo si presentano in municipio per chiedere un aiuto. Ecco, è una situazione complicata, c'è stato evidentemente un cortocircuito comunicativo tra Ater e Comune e di questo io farò ovviamente tutte le verifiche del caso, perché ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, sia il sottoscritto che Ater, però al di là di questo era importante trovare una soluzione, ma soprattutto strutturarci per un'emergenza sociale abitativa che ci vedrà protagonisti già nel presente e anche nel futuro. Sempre più sono le richieste di persone che sono in difficoltà da un punto di vista della casa, quindi del pagamento degli affitti, perché i costi della vita sono aumentati, i costi energetici sono aumentati, c'è anche l'incertezza del lavoro. Quindi l'appello che faccio è che al di là delle polemiche che durano il tempo che trovano, noi dobbiamo trovare soluzioni, dobbiamo dare risposte alla nostra comunità e soprattutto dobbiamo mettere al centro della nostra agenda di oggi questa emergenza sociale legata alla casa, che ci deve vedere tutti quanti protagonisti e responsabili, quindi parlo del comune, parlo di Ater, parlo delle parrocchie, parlo della prefettura, delle istituzioni e parlo anche di ogni singolo cittadino che si trova o ad affittare o a essere in affitto, che sta vivendo dei momenti di difficoltà. Ater dice: noi abbiamo semplicemente applicato una norma, se non abbiamo delle entrate anche noi facciamo fatica a sostenere questo tipo di situazioni, nel caso la famiglia fosse nullatenente devono intervenire gli assistenti sociali.
Sì, ma gli assistenti sociali intervengono e sono intervenuti. Ovvio che le norme sono norme e vanno rispettate. C'è da dire che quando si parla di una mamma con 4 figli c'è anche un aspetto di cuore che non possiamo non considerare. Quindi io dico che se c'è una situazione straordinaria come quella che abbiamo vissuto, tra l'altro una mamma che ha dimostrato la buona volontà, che lavora, che è inserita anche in ambiti di quartieri, parrocchiali, proprio perché vuole integrarsi, vuole cominciare un percorso anche di riorganizzazione della propria vita, non può essere sbattuta fuori dalla sera alla mattina in questo modo, anche se ci sono stati 3 avvisi, anche se sono state mandate le PEC, anche se sono state mandate email, cioè la formalità non deve superare gli aspetti di cuore. Poi devo dire anche che coloro che non meritano di stare nelle case popolari è giusto che vengano sfrattati, cioè i cosiddetti furbetti, coloro che hanno le macchine di grossa cilindrata, coloro che truffano, che delinquono e che vivono oggi nelle case popolari, devono liberare quegli spazi per le famiglie che ne hanno bisogno, ma le famiglie bisognose e per bene, che dimostrano di voler recuperare anche da un punto di vista sociale lo spazio che hanno perso, io credo che abbiamo la responsabilità di aiutarli. Quali le soluzioni concrete che si possono mettere in atto in questo momento? Questo è un caso singolo, però come diceva lei sindaco poco fa, è un problema che sta diventando sempre più presente. Dobbiamo lavorare tutti nella stessa direzione, tutti facendo un passo indietro, tutti facendoci un esame di coscienza, mettendo a disposizione quelle poche risorse che abbiamo per progetti seri, concreti, mettendo a disposizione spazi, però non pensiamo che il sindaco può risolvere i problemi di tutti, non pensiamo che l'Ater da sola può risolvere i problemi di tutti, non pensiamo che i parroci delle parrocchie, che ringrazio perché sono sempre molto disponibili, possano risolvere i problemi di tutti. Qui ci vuole una risposta di comunità, ci vogliono risorse, dobbiamo interpellare la Regione, lo Stato e anche eventualmente l'Unione Europea per trovare risorse, per mettere a disposizione ulteriori spazi, per riqualificare gli appartamenti esistenti, per rendere meno energivori per esempio gli appartamenti che oggi sono adibiti per alloggi popolari, perché molte volte il problema non nasce tanto per l'affitto, che magari è di 100 euro, magari hanno 100 euro di affitto e 500 euro di spese condominiali. Capite che non c'è nulla di sociale in una gestione come questa, ma la colpa non è di nessuno. Noi siamo chiamati però oggi a trovare soluzioni e le soluzioni devono essere trovate nell'immediato, quindi dialogare, confrontarci, metterci a disposizione, studiare progettualità e soprattutto essere credibili e responsabili. Direttore, questa è la situazione, il punto da Cassugana. Se non hai domande ti restituirei la linea. No, grazie molte Edi. Tra l'altro noto la corona sulla testa del sindaco, per cui lo chiameremo Re Mario d'ora in poi, pragmatismo, grande determinazione. Grazie anche a Simone Merlo, l'operatore, e a presto, grazie molte. Allora vediamo il consigliere del Partito Democratico Andrea Zanoni che si scaglia sulla Pedemontana, dice Zanoni, così com'è adesso la situazione si tratta di un insopportabile salasso. Sentiamo. Superstrada Pedemontana Veneta, quanto ci costi? Con punto esclamativo e non interrogativo, perché i costi di quest'opera si conoscono e si aggirano attorno ai 12 miliardi. Ma la domanda che il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni, e non solo lui, si pongono è questa. Considerando che i flussi di traffico e le entrate continuano a essere al di sotto delle previsioni, chi pagherà i 300 milioni di euro annui che la Regione deve corrispondere al privato come canone? Abbiamo una convenzione voluta da Zaia nel 2017 che prevede di dare al privato un canone certo per 39 anni, un canone però molto oneroso, circa 300 milioni di euro l'anno per un totale di 12 miliardi. Questa uscita dalle casse della Regione Veneto dovrebbe essere compensata con le entrate dei pedaggi che dipendono dai flussi di traffico, ovvero da quante auto e camion passano nella superstrada pedemontana. Siccome i passaggi sono veramente pochi, il traffico è poco, anche perché
è la superstrada più cara d'Italia, accade che le entrate della regione sono molto inferiori ai soldi che la regione deve dare al privato. Secondo Zanoni, anche completando il tratto Malo-Montecchio Maggiore si arriverà a incassare circa 100 milioni di euro annui dai pedaggi. Resterebbero scoperti dunque 200 milioni di canone ogni anno. Chi metterà i 200 milioni di euro che mancano per arrivare alla quota che la regione deve pagare ogni anno al privato? Questo è un grosso dilemma. La Regione Veneto deve battere cassa, deve chiamare il concessionario e deve chiedere la revisione della convenzione. Servizio di Alex Giuliano, adesso andiamo a San Zenone degli Ezzelini, dove domani a Villa Marini Rubelli sarà inaugurata una mostra Art Inclusive con opere realizzate da persone con disagi mentali. Sentiamo. L'arte come mezzo di espressione, ma anche come veicolo di inclusione sociale. Le sale di Villa Marini Rubelli a San Zenone degli Ezzelini ospitano Art Inclusive, l'esposizione di opere realizzate da persone con disagio mentale. 100 opere esposte, una più bella dell'altra, una che dona energia e felicità più dell'altra. Quindi è un percorso di inclusione. La nostra mission era proprio questa, un momento di solidarietà, di condivisione per arrivare a una inclusione in questa nostra comunità. Opere che esprimono sentimenti, voglia di uscire dal buio, del disagio mentale, voglia di ritrovarsi e di recuperarsi. Arte che crea benessere, che fa bene alla mente, che dà vita ad un dialogo sociale senza confini, solo colore, sensibilità e relazioni. L'espressione che arriva dall'interno di questi artisti, dall'anima di questi artisti, che palesano le loro difficoltà, il loro dolore, ma anche le gioie. Un progetto, quello del Comune di San Zenone, portato avanti con la Fondazione Canova e le ULSS del territorio. Come vediamo, l'arte è un linguaggio universale, attraverso il quale questi artisti riescono ad arrivare al nostro cuore, riescono a battere quelle che sono anche i nostri limiti e le nostre difficoltà nell'accettare quella che è una diversità, ma che deve essere un nostro compagno di vita. La mostra Art Inclusive sarà inaugurata sabato 2 dicembre e rimarrà aperta fino al 7 gennaio. E sempre domani a San Martino di Lupari sarà inaugurata la Casa delle Associazioni. Sentiamo Sharon Di Carlo, il servizio precedente era di Monica Smiderle. Sentiamo. Sabato mattina alle ore 10:30 inauguriamo la cosiddetta Casa delle Associazioni. Abiterà qui in via Firenze 1 a San Martino di Lupari il cuore pulsante dell'associazionismo e volontariato del territorio. Una nuova casa per tutto il tessuto collettivo che ogni giorno in prima linea lotta con passione e dedizione a fianco dei più deboli e situazioni socialmente vulnerabili. Obiettivo: costruire una grande sinergia tra associazioni del territorio. Abbiamo pensato di regalare loro una casa che abbiamo appunto chiamato Casa delle Associazioni e dove possono avere una sede e trovarsi. Sarà un posto dove le associazioni possono riunirsi e vicine tra di loro potranno anche scambiarsi informazioni, fare sinergie per fare ancora meglio quello che fanno benissimo a San Martino. Un nuovo spazio dedicato alla collettività nato da un'importante opera di riqualificazione. Che abbiamo pensato di riqualificare un edificio comunale dove si trovavano le scuole, quindi, e abbiamo creato una sala riunioni che potrà essere utilizzata anche dai cittadini per fare delle riunioni stesse oppure dei dibattiti e quant'altro. Ancora un brevissimo stacco pubblicitario e torniamo subito con voi. Facciamo un salto sull'altopiano di Asiago ad Asiago, in particolare dove è stato inaugurato il parcheggio Mille Pini. Vediamo. Ora
Ora è ufficiale, con il taglio del nastro l'amministrazione comunale di Asiago inaugura a pochi mesi dall'apertura al pubblico il parcheggio sotterraneo Mille Pini, un'importante e strategica opera per tutto il territorio. Oggi possiamo finalmente dire che Asiago è una città più moderna perché dispone di un parcheggio sotterraneo che può creare nuova capacità di parcheggio e minore presenza di veicoli nel centro storico. Un'opera che ha riqualificato una delle zone più importanti del centro storico, proprio lì a pochi passi dall'antica stazione dei treni e dallo stadio del Ghiaccio. 170 nuovi posti auto pensati con l'obiettivo di decongestionare la viabilità cittadina. È un'opera che porterà sicuramente ad una situazione di miglioramento del traffico veicolare, rendendo possibile una maggiore pedonalizzazione. Un parcheggio multipiano sotterraneo, quello di Via Trento e Trieste, atteso da tutta la comunità da diversi anni. Bisogna avere dei svantaggi o comunque dei disagi per arrivare al termine. Quindi c'è stato un disagio per qualche anno, ma adesso possiamo veramente gustarci il frutto di questo sacrificio, di questo immenso lavoro. Preoccupazione in Alpago per un forte aumento del numero dei lupi, ci dice tutto Fabio Fioravanzi. Tempo da lupi in tutti i sensi. Di lupi se ne parla in particolar modo in Alpago, dove oggi nevicava e dove ci sono 70 allevatori di pecore. Nuove preoccupazioni ormai da 4 anni, perché in 4 anni e mezzo in Alpago i lupi hanno predato 750 pecore, che sono i nostri animali affettivi che da secoli pascolano nei nostri territori e modellano i nostri prati. Quindi c'è una grande preoccupazione perché ormai i contadini terranno il prossimo anno le pecore in stalla, creando un danno grandissimo per il territorio della Conca dell'Alpago. Le predazioni si ripetono, tanto da scoraggiare dall'allevare pecore. Vedi il caso del Dolada che dopo aver perso i suoi agnelli di razza Alpago ha deciso di smetterne la produzione, cancellandone la carne dai propri menù. La preoccupazione è molta e si denuncia la mancanza di risposte, nonostante dal territorio le richieste di aiuto siano state più volte sollevate. L'altro giorno in un paese, in una frazione del mio paese, Funes, sono stati visti 12 lupi da un professionista alle ore 9 di sera, erano 12 lupi che ululavano, li vedi a Tambre, li vedi a San Martino, a Chiesa, a mezzogiorno, alla sera, quindi c'è preoccupazione per la gente perché dobbiamo mettere in sicurezza anche gli abitanti del territorio della Conca dell'Alpago. Roma si era candidata per l'Expo, ma è andata male alla capitale perché ha vinto poi Riyadh. È stata una bocciatura clamorosa per Roma e intanto invece Mogliano Veneto nel suo piccolo sarà città europea dello sport nel 2025. Sono in questo momento in fase di installazione in tutti gli accessi della nostra città questi cartelli. Abbiamo appunto voluto specificare che Mogliano Veneto è città europea dello sport 2025. È ufficiale, Mogliano sarà la capitale dello sport 2025 e a dirlo saranno anche i cartelli stradali all'entrata della città. A decretare la vincita la commissione ACES Europa Onlus, che dal 2001 consegna l'ambito premio, arrivata a inizio settembre per svolgere i loro sopralluoghi e conoscere le realtà sportive del territorio. Abbiamo fatto conoscere alla Commissione le varie realtà sportive, ma anche la realtà moglianese, che è una realtà fatta anche di sport inclusivo, fatta di sport, di volontariato, di tante famiglie. Una nomina che porterà in alto la città di Mogliano, già molto attiva sul versante sportivo grazie anche ai tanti volontari delle associazioni che popolano il paese e a cui va la dedica del sindaco. La vincita, nel concreto, permetterà di ampliare l'offerta sportiva della città. Significa poter riuscire ad entrare in quelle che sono le nuove linee di accesso al credito europee per quanto riguarda l'implementazione e il miglioramento di quelle che sono le impiantistiche sportive del territorio. Si attende dunque il 2025. Sarà un anno sportivo a 360 gradi, dal 1 gennaio al 31 dicembre saranno organizzati nuovi eventi, tutti i calendari delle attività sportive, delle discipline e delle associazioni sportive del territorio saranno inserite dentro quelli che sono i calendari di ACES e ci sarà comunque uno sforzo da mettere in campo per l'amministrazione per sostenere ancora di più quelle che sono le attività sportive per quell'anno. Abbondanti nevicate sulle Dolomiti, quindi si prevede una stagione sciistica tra le migliori, ma intanto i comuni si attrezzano per far fronte a queste precipitazioni. Vediamo il piano neve del comune di Belluno.
300 km di strade, 2 zone, destra e sinistra Piave, 23 subaree assegnate a 16 ditte da oggi sull'Attenti per lo sgombero della neve, un budget a bilancio di 400.000 euro per coprire le stagioni invernali 2023-2024. Sono i numeri che qualificano il piano neve del comune di Belluno, operativo già da un paio di settimane, ma che questa mattina, complice la fitta nevicata che ha imbiancato la città, è stato testato in ognuna delle aree in cui è stato suddiviso il capoluogo. La filosofia è di arrivare più puntualmente sulle cose, sulle difficoltà che ci sono ovviamente in una nevicata. Arrivare in tempo utile, naturalmente con i mezzi, con le strutture che abbiamo e con l'economia che abbiamo, diciamo questi 400.000 euro che abbiamo a disposizione, tempestivamente, puntualmente sulle aree. Spazzatrici dotate di GPS consentiranno, ha detto il sindaco De Pellegrin, di sapere in ogni momento chi sta lavorando, se lo sta facendo bene e soprattutto se è partito in tempo, cioè quando la coltre nevosa arriva a 5 centimetri. Oltre alle ditte esterne, a disposizione gli operai del comune, pochi per la verità, che ad ogni buon conto saranno disponibili in emergenza e anche in orari notturni. Per lo scarico della neve sono state individuate 2 aree ad est e ad ovest della città, cioè a Marisiga e nella zona dell'aeroporto. Per il centro storico, dove è indispensabile garantire transito veicolare e pedonale, ci sarà da fare manovalanza, ha spiegato Franco Roccona, perché non sempre sarà possibile usare mezzi meccanici. Poi l'appello ai cittadini, il cui aiuto, legacy, senso civico è fondamentale. Abbiamo la necessità di avere la collaborazione di tutti, anche dei privati, di chi ha un marciapiede davanti casa, di poterlo togliere. Naturalmente, se ci sono persone anziane, se hanno necessità di fare la spesa, possono rivolgersi al nostro sportello del cittadino. Insomma, cercheremo di aiutare le persone con più difficoltà. Certamente però quelle che hanno una capacità, che non pensino che la mattina alle 6 sia già tutto pulito perché devono uscire e andare in giro con la macchina. Per tutti un vademecum in distribuzione in questi giorni, poche ma efficaci regole di comportamento per limitare i disagi e magari, aggiungiamo noi, facili polemiche dietro a una tastiera. Servizio di Tiziana Bolognani, responsabile della nostra redazione bellunese. È tutto per oggi, grazie a Tony Esposito e Andrea Basso, i nostri registi, grazie per aver scelto Focus TG, ci vediamo che è successo, ci vediamo stasera alle 21:15 con Focus, buona giornata, arrivederci.